Se avevamo tutto ed ora non abbiamo niente. Fumare soli a letto con la pioggia sopra il tetto. Ciao a tutti, sono Lelè e sono una cantante da Valdobbiadene. E tu che ti chiudevi per paura, ma ora non ci sei più. Stasera cosa fai? Mi ha aiutata molto comunque a capire il genere che voglio fare, e perché scrivere il testo del pezzo mi è venuto molto spontaneo, molto naturale, quindi mi ha fatto veramente capire in che direzione voglio andare, perché diciamo che io ho sempre un po' sentito la necessità della musica, nel senso che suono da quando ho 7 anni e comunque mi piace cantare da quando sono piccola, e tutti i pezzi che ho scritto fino ad ora mi sono venuti molto naturali, appunto spontanei da scrivere, perché ho avuto comunque degli amici al mio fianco con il quale condividere la mia musica, e ho avuto comunque degli stimoli molto, molto interessanti anche per scrivere, e quindi sì, sicuramente mi ha aiutata a prendere la direzione giusta, e quindi continuerò su questa strada, insomma. Riesci sempre a dirmi che è Il brano parla di cose diciamo personali, sia mie che di Junior, e cose che comunque non sarei riuscita a spiegare, comunque a descrivere diciamo in modo diverso al di fuori della musica, perché credo che la musica sia un mezzo di espressione molto efficace, comunque che ti permette di avere una libertà di espressione maggiore, e quindi appunto ci abbiamo messo delle parti di noi stessi, e abbiamo raccontato qualcosa di molto personale, appunto, ma è stato molto facile appunto farlo tramite un testo, comunque una strumentale, e quindi è stato molto interessante, anche perché appunto abbiamo trovato veramente un punto di incontro io e Junior, nonostante la differenza appunto musicale. E la cosa che mi è piaciuta di più è che comunque mi ha permesso di avvicinarmi molto di più a livello personale con Junior, perché abbiamo stretto un'amicizia molto forte grazie a questo pezzo, grazie alla creazione del pezzo, e credo sia la cosa più bella della musica, appunto condividere qualcosa e unire due personalità, due punti di vista diversi. Sai che a volte ancora mi domando come mai. Allora, per quanto riguarda i miei prossimi progetti, diciamo che ho avuto un periodo in cui sono stata un po' ferma a livello di produzione musicale, perché sono stata molto impegnata a livello scolastico, ecco. Però sì, diciamo che spero di ricontinuare questo progetto, anche perché ho la fortuna di avere un produttore in famiglia, nel senso che mio fratello fa il produttore musicale, abbiamo uno studio in casa, e avevamo iniziato un progetto, nel senso che avevamo prodotto delle basi insieme, e è stata una grande fortuna appunto avere lui, perché diciamo che secondo me dietro a un grande artista c'è anche un grande produttore, perché un pezzo per esprimere qualcosa secondo me deve essere coerente sia a livello testuale ma anche a livello della strumentale, perché se un pezzo è fatto bene, secondo me testo e strumentale si incastrano perfettamente. E quindi avere un produttore che oltre al processo di registrazione, di mix e di master mi segue a livello personale, individuale, quindi aiutandomi comunque a produrre le basi e comunque ad avere esattamente il prodotto finale che voglio avere, è un grande vantaggio, perché mi aiuta comunque nello specifico a fare tutto. Stasera cosa fai? Ti ricordi come mi stringevi forte? Ciao a tutti, sono Lelè e potete trovare Stasera cosa fai su tutti i digital store, e quindi andate ad ascoltarla, e spero di tornare presto con nuove novità. Da quel giorno non ci siamo più parlati.